È la quarta vetta per altitudine in Friuli Venezia Giulia, la prima della provincia di Pordenone, ed è una delle montagne più dure delle Dolomiti friulane. Per anni l'ho vista solo nelle foto e nei post di quelli bravi e ogni volta mi chiedevo se un giorno avrei avuto il coraggio di provarci anch'io. Una salita infinita, una discesa sfiancante, ma una vetta che resta nella testa, nel cuore e, fidatevi, anche nelle ginocchia, molto dopo che sei sceso. Questo è il racconto della nostra giornata sulla cima dei Preti e del momento in cui capisci che certi sogni non sono poi così lontani, perché quando accanto hai la persona giusta, quella che ci crede quanto te, nessun sogno rimane irraggiungibile. Ore 5:30, si parte direzione Cima dei Preti. Siamo partiti presto, prima dell'alba. Sapevamo che sarebbe stata un'escursione lunga, molto lunga. Attorno a noi solo buio e il rumore del torrente che correva accanto al sentiero. Va verso la cima che non ammette sconti né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista fisico, con i suoi 2000 metri di dislivello. Siamo partiti da Ponte Compol, da dove inizia la strada a pedaggio della Val Cimoliana, quota 700 metri, appunto dobbiamo arrivare ai 2007 della Cima dei Preti. Adesso inizia ad albeggiare e le prime luci dell'alba illuminano il Duranno qua sopra di me. Abbiamo appena terminato un tratto bello ripido, fare bello in piedi, costeggiavano il torrente e le cascate. Comunque prima tappa per questa ascesa qua è il bivacco Greselin, che è alla base in pratica della forcella del Cadin dei Frati, e poi da lì inizia la vera ascesa più tecnica. Siamo a circa 2/3 di strada fino al bivacco. Per ora è tutta strada all'interno del bosco. La cima ancora non si vede. Oh, finalmente un po' di sole dopo tanta ombra. Guarda che contenta. No. Ah.
Siamo finalmente arrivati al bivacco Greselling, che ha una splendida veduta. Dice la targa del bivacco, siamo a 1920 metri, abbiamo ancora 800 metri di dislivello da coprire per arrivare ai 2,7 della cima dei preti, e sono i più tecnici, i più duri. Partiti! Prossimo obiettivo, Forcella del Cadin dei Frati. Ecco, qui inizia davvero il difficile. Dobbiamo salire alla Forcella del Cadin dei Frati e poi affrontare il tratto più impegnativo della via normale, un canale ripido, verticale, con roccia molto friabile. Niente cavi, niente corde a darti una mano, ma le Dolomiti friulane sono così, selvagge, dure, vanno guadagnate. Là sullo sfondo c'è il Colnudo, qui invece c'è il Cadin dei Frati e quello invece è il Duranno, che in pratica ci sta guardando dall'inizio della nostra escursione, e noi di qua nella cima dei preti. Che te ridi? Siamo nei pressi di Forcella e Cadin dei Frati. Ehi là, ciao! Ciao ragazzi! Piccolini! State facendo la pappa? Tra un po' dovrebbe finire questo traverso su ghiaia, dopo la curva lì, e poi iniziare una bella salita con una pendenza bella impegnativa. Siamo quota 2344. Ecco che inizierà la salita. Piacevole. Eccoci, questo è il famoso canale di cui parlavamo prima. Qui le cose si fanno davvero serie. Con noi ci sono anche Medi e Martina, che abbiamo incontrato lungo il sentiero. Da qui in poi condivideremo la salita e la cima. Purtroppo, tra poco succederà qualcosa che avrebbe potuto finire davvero male.
Infatti, pochi secondi dopo, un sasso si stacca da sotto i miei piedi, rotola giù nel canale e colpisce i ragazzi più sotto. È stato un attimo e poteva finire davvero male. Occhio, scusa! Sasso, sasso, sasso! Com'è? Com'è? Tranquillo, tranquillo. Non preoccuparti. Sicuro, ho visto che ti è arrivato proprio addosso, cazzo. No, tranquillo, non preoccuparti. Mi ha fatto male, mi ha beccato la strada. C'è una parte merdosa qua, cazzo. Il sasso aveva colpito entrambi e nonostante cercassero di rassicurarmi, si vedeva che era stata una bella botta. Da quel momento ho salito il canale con la paura costante di farne cadere altri. Onestamente, non vedevo l'ora di uscire da lì. Dopo aver fatto quella canadina con quei sassi molto friabili, bella pendente, siamo in questa specie di falsopiano con una gran veduta e ancora non riusciamo a vedere la nostra cima perché è nascosta qua dietro. Siamo finalmente in vista della cima dei Preti che è qui sopra di noi. È dura, è lunghissima. Siamo sulla cima più alta della provincia di Pordenone, nonché la quarta del Friuli, cima dei Preti. Ce l'hai fatta, Lina. Bravi. Bravi. Buona vetta. Buona cima. Ovviamente. Bravi. Bravi raga. Bravi. Buona cima. Buona cima. Cima dei Preti. Fatta. Lo sai cosa ti dico, Lina? Io ho fame. Dai. Prima del previsto comunque. Quanto siamo arrivati? Un'ora prima del previsto. Mezzogiorno adesso? Mezzogiorno e mezzo. Dovevamo Che lusso! esserci all'1:30. Cazzo. Sì, da troppo. Pazzesco questo. La vetta raggiunta, il sogno finalmente realizzato, un sogno condiviso che oggi è diventato realtà per entrambi, a 2703 metri sulla quarta cima del Friuli Venezia Giulia, ma per impegno tecnico e fisico forse la più difficile tra queste.
C'è quella frase che dice: arrivare in cima è solo metà del viaggio, e qui lo senti benissimo. La discesa non ci farà nessuno sconto. Siamo a metà strada, ora mancano 2000 metri di discesa. Proviamo a prendere l'altro sentiero, quello che porta a Forcella Compol, e poi ritorno al bivacco, che è la parte di normale. Lì in quel canalino in discesa non è proprio il massimo, quindi proviamo a fare questa via che consigliano anche altri che abbiamo trovato qua in cima. Via. Via di cresta. Con le braccia dietro la schiena, scialla, come un ultra settantenne. Qui eravamo rilassati, finalmente. La cresta in discesa sembrava la conferma che il peggio fosse ormai alle spalle, ma non era così. Più avanti ci aspettava un passaggio davvero tremendo. Siamo arrivati a Forcella Compol e là sotto vediamo il bivacco in lontananza. Adesso al bivio prendiamo a destra, appunto per scendere al bivacco, mentre a sinistra si va verso Pian Fontana. Il bivacco era lì, finalmente visibile, un puntino lontano lontano oltre la pietraia, ma la strada da fare era ancora parecchia e le difficoltà non avevano ancora finito con noi. Cioè, dopo 2000 metri di dislivello si sale ancora? Si sale ancora. Non erano quelli d'accordi. Altro canale, quindi altre rogne in vista. Un'ennesima salita brutta, esposta, e qui lo ammetto, ho davvero sudato freddo.
Sì, ok. Com'è la linea qua? Ancora più in giù. Mettiamo il passo ancora più in giù. Ok. Adriana! Se l'ha deciso uguale. Monday. Anche lei qua. Dai! Mi piaceva sto sentiero. Sì, mi piaceva. Guarda quella parte esposta lì, orrenda. Vabbè, dai, è fatta. Ecco. C'è anche il guardiano dietro. Eccoci di ritorno al bivacco, finalmente. Snow fell on the meadow, nestled by the lake, and in my mind I see. Come stanno le ginocchia, Lina? Male. Male? Dai, siamo quasi a metà strada tra... Ma no, No? no. 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 Un quarto d'ora fa era un terzo. Appunto, quindi adesso saremo più o meno a metà strada tra bivacco e macchina. Madonna, è infinita. Che ora è? 17:59. Sono le 6 e avremo ancora quasi 2 ore. Mamma mia, però meritava, Meritava, veramente. Difficile, lunghissima, però altrettanto bella. Dai, muoviti, andiamo, che manca strada. Non volevi fare una pausa? No, via, facciamo la macchina. Oh. Heavy snow came down, I pleaded not to go, and now Non ci credo. E laggiù, ponte con polo, cioè è infinita, infinita, una roba, verrebbe da lanciarmi a basso adesso. Dov'è? Ancora 200 metri di dislivello da scendere. 100? 100, boh. Insomma, dobbiamo arrivare alla via. Mi viene fin da vomitare. Prossima volta andiamo a Lignano, basta. Mi molla. Ore 8. Siamo arrivati finalmente alla macchina. Dopo, fammi un rapido calcolo, siamo partiti alle 5:30. 12. Siamo arrivati prima delle 8. Vabbè, cioè, devastante, una roba lunghissima e infinita.
al prossimo video. Adesso vado a mettere i piedi nel torrente e li ho lessi. Alina pure. Ciao ciao, alla prossima. La cima dei preti ci ha tolto energie, fiato, gambe, ma ci ha restituito qualcosa di più grande, un sogno realizzato, un sogno condiviso, perché certe vette da soli forse le sogni soltanto, ma insieme diventano possibili.